fase di seguimenti. Allora, avviciniamoci tutti qua e vi dico cosa faremo dopo. Allora, adesso faremo un'altra ripresa da 2 minuti, dove non voglio che picchiate forti, ma voglio che lavorate da sinistra e avrete a disposizione uno spazio posizionato solo il braccio alzato, quindi i mancini avranno il destro e i guardie normali avranno il sinistro. Quindi voi farete questi 2 minuti in cui lavorerete solo con la mano sinistra. Non voglio vedere sentimenti, gente che avanti all'assalto, no? Ma concentrazione soprattutto difensiva, perché le tecniche di difesa che devo applicare sulla mano sinistra saranno difesa da diretta, difesa da gancio, difesa da montagna. Ok? Quando avremo concluso questa ripresa da 2 minuti, passeremo allo sparring e vi anticipo come sarà lo sparring. I ragazzi che hanno a scuola, stessi maturi, che dovete capire il concetto del collegiale di lavoro. Quando faremo lo sparring, io e Gino divideremo i 2 ring e staremo al centro per darvi la massima unità, che consiglio, ma faremo un po' anche da per evitare che diciamo, l'agonismo diventi troppo intenso. E i vostri insegnanti non verranno al vostro angolo, ma andranno all'angolo del vostro sparring partner, in maniera tale che familiarizzeremo, perché la nostra collaborazione qua è normale siamo tutti categorie diverse, perché è un campione di giornata. Quindi noi dobbiamo collaborare perché in questo momento siamo una squadra. Quindi l'obiettivo è, anche se capiterà che qualcuno del genere purtroppo incontrerà qualcuno dalla partita, però oggi il nostro obiettivo è arrivare vincenti a come si fa. Ok? Quindi facciamo adesso un paio di minuti ancora di mano sinistra libera giochiamo, oppure l'utilizzo esclusivo del braccio avanzato, in scioltezza, velocità, senza cattiveria. Ok?
Ma sono tutti 46, 48. Vai vuoto, vai stanco, vai vuoto che cazzo vuoi. Vai vuoto, vai stanco, vai vuoto vuoto. Ma so che immaginare la della box, ma poi la fine la box on the road. Va bene, grazie. Prego.
Scelta. Dov'è il grigio? Chi è che si è accoppiato? Quanti match hai te? 7. 7, tu quanti ne hai? Peso? 63. Allora loro due, poi si preparano gli altri, io voglio fare 3 riprese a tutti ragazzi, Io il mio ho più 80 più dici. Magari Quanti mezzo hai? E poi il match lui diciamo ci può dire. dov'è Fermi? Riccardo? Adesso mi sa che non ho messo gli occhi. In montagna dove la casa quanto che assuma il
fare spagni devono essere omologati, non gliene frega niente che siano 12 o 14 ore, ok? Quelli non vanno bene, non sono omologati, questi non vanno bene, non sono omologati, questi sono omologati. Ragazzi, e se succede qualcosa, quelli lì non sono omologati, non vanno bene, quelli lì non vanno bene, non sono omologati. La mail è arrivata chiara e semplice. Quanti omologati? Poi ognuno porta quello che vuole e andiamo avanti così. Se poi uno si fa male, poi ne parliamo davanti al giudice, perché così funziona e con Gino Freo possiamo parlare. Chi non ha quanti omologati si rifaccia prestare per piacere. Quando salite su per fare stare, mettete quanti omologati. Date da dritti a guidare del volume. Voglio essere antipatico, è così. Quando salite fate quello che fate. Possono costare anche Ma Gigi, l'angolo dell'altro, questo è un lavoro suo. devo andare avanti. Non c'è niente più suono, perché sono la stessa roba. Hai capito? Hai capito? Ma ieri lo stesso discorso. Capito? Però queste cose sono condizioni. Io ho 14 Adidas Alma, non esiste. Ieri li hai presi qua. Non esiste che non sia. Io su Alma. Non esiste. Mi sono portato.
Eccoli lì. Maestro. Fatevi prestare da lui. Stellin, vai all'angolo 4 ragazzo. Cos'è una sfida? Vai tu, voilà. Ah, sta prendendo qualcosa.
E dalle 7. Di qua chi sa? Se no si caga in sala. Adesso Lucio vuole il verdetto. Se non mena. Se non lo terrorizzo non mena. Sei un pippone, sì, perché dico. Singalli. Mi sa che no, finiscono prima. Vai.
Ah, lo stesso fare altre riprese storiche, vero? Due sono prenotati di qua, Stefano. Sì. Tu devi ancora farli?
ma tanto adesso devo fare anche un'altra coppia e Ma poi... c'è anche qua. È libero. Qua è libero. Mettiti... Aspetta, di qua. No, no, hai ragione. Ma è bravo. Però io faccio cosa? Devo fare Il giorno che ha finito scuola. io devo ancora trovare una... Non lo so, Probabilmente sta così. Perché non è in piano, perché quello che segna. Non lo so. Dove è in piano, non si alza, mica. Adesso che Mi dice che... si lega, che è meglio il laminato, però con quello fatto messo che dipende. Quello che sul laminato è perfetto per
Hai detto che tanti si sono ritirati, ma se non va il primo non c'è il secondo. Io ho guardato tutti quelli. Io ho guardato tutti che sono fatto in meno. Ce ne sono 10 altri. C'è uno è quello di San e uno è quello di Codo che l'ho battuto 15 giorni fa. Vedi là, Musella. Tu che peso sei? 63. 63! Maestro! Tu non ci vedi! Stefano! Vai avanti ancora o va? Dagli il banco ai ragazzi! E ti per prestare i suoi dove poi glieli dirai.
pure vicino. Sempre quelle trovate, però dov'è che non si cambia, mai quando la strada prima proprio adesso che vieni a fare, voglio fare il film. Dai Nick. No, aspetta, è finito il tempo? Oh, vado avanti. Vado di là. Ciao. Sì. Continui a girare. Tu fai il vuoto, come fai qua? Fai lì. Tu continui a girare. Sai perché? Vero? Oggi come ero? Hai dato tutto. Continui a girare fino in fondo. Tu hai solo i punti per tirare il fondo. Guarda fine. Non è che ci ripresi la fare. Hai 3 da 2, hai 6 minuti, devi continuare a girare punti, non continuare a girare punti. Appena uno finisce, subito ancora, e subito ancora, non c'è la pausa. Hai troppe pause. Mentre ti parlo, hai ancora pause. Un braccio va sempre. No, io no, Stefano, devono fare veramente. Devono andare a casa, ma che dai ragazzi, stanno 2 ore di strada, non per me, ma è domenica e hanno 2 ore di strada. Digli che dovete andare a casa, dai. No, dai. Diglielo. Tu va, digli che dovete andare. Digli che dovete andare. Non andate lì. Sí, oh, me voy. Diglielo. ¿Y ahora que me tengo que ir? ¿Que yo me tengo que ir? Dai, senza parlare troppo e fuori le mani. Ma scusa, ma dov'è che fanno la diretta? Box on the road. Ma su Facebook? Hanno uno Su schermo, YouTube. dai. Sì, cerca Box on the road e ti Va bene, va bene. E questo Poi li metto il simboletto qui. Simboletto qui. Ah, ok, ok,
poi mi iscrivo. Sì, Sì, va bene. maestro. Va bene. sì, tanto poi si può mettere in su YouTube, box, on the road. Devi vedere se è Iscrivetevi. Certo. Sopra il on il support. Ecco. Grazie. Grazie a voi. E quindi è Ragazzi, tutti qua che facciamo 10 minuti ancora di attività. Del Veneto è Ragazzi, forza curva, senza i pedaggi, senza il casco. là, mettilo pure sopra il mio, vedi. Tempo! Basta ragazzi. No, grazie. Dai ragazzi, tutti appena tutti quanti, veloci. Bravo, bravo. Distanziamoci asimmetrici, che vuol dire non in fila, forza, distanziamoci, dai.
Vieni, saluta. Vieni, Joan. Vieni. Hey, hola, hola de mi equipo de boxing horror. Aquí estamos con el capitán de la escuadra de un buen entrenamiento y una buena segunda de sparring con la escuadra de la Lombardía, ¿no? Sí, de la Lombardía. Esperemos que el campeonato potrebbe andare a casa. Ciao ragazzi, poi siamo con il capitano della squadra Veneta. Bene sparring per l'allenamento insieme alla squadra della Lombardia. Aspettiamo di portare a casa dei bei risultati in questo torneo nazionale. Un saluto, iscríbanse y denle me gusta, que es gratis.